Contromisure calibrate e trattative concrete, perché Trump capisce solo il linguaggio della trattativa. A metà fra il comizio e lo show, Matteo Renzi arriva a San Donat di Piave per presentare al pubblico della libreria Moderna il suo ultimo libro, L'Influencer. Giorgia Meloni è la principale protagonista, o quantomeno il suo modo innovativo e dimostratosi efficace di utilizzare i social per comunicare spesso senza mediazioni. Renzi spiega che in questo la Premier è bravissima, ma c'è molto altro da sviscerare. Matteo Renzi nel suo libro parla di chi sia Giorgia Meloni. In realtà le chiedo cosa stia facendo in questo momento. Purtroppo poco, e lo vediamo con la situazione della polemica sui dazi. Ci avevano raccontato che la Meloni era la grande leader che avrebbe fatto l'accordo con Trump e oggi vediamo che le nostre aziende sono molto a rischio. I risparmiatori in borsa hanno visto perdere soltanto ieri il 7% e soprattutto non riescono a mettersi d'accordo tra lei e Salvini su qual è la linea giusta. Dunque è una brava a comunicare, è bravissima, la più brava di tutti a comunicare, ma non riesce a governare. Lo vediamo sulle tasse, sullo stipendio, sulle bollette e lo vediamo anche sui dazi. Ecco, mercati alternativi quali possono essere, se c'è bisogno di mercati alternativi adesso? Sì, c'è bisogno di mercati alternativi. Quando dicevo io dell'Arabia Saudita tutti zitti, ora l'hanno capito, c'è bisogno di andare in India e anche allora la Meloni ci attaccava, c'è bisogno di andare in Asia, c'è bisogno di dare il via libera al Mercosur, però c'è anche bisogno di dare un segnale agli americani. I nostri amici alleati americani non possono pensare di darci due schiaffi e tutti zitti solo perché la Meloni è amica di Trump. Per carità. Bene essere amici del presidente americano, ma è molto più importante essere amici delle imprese italiane. Non troppo amici dell'America, al tempo stesso non troppo in Europa. Com'è la situazione del governo adesso? Sta nel mezzo. A Firenze si dice cornuta e mazziata, nel senso che vuole fare l'amica degli americani e gli americani ci danno le sberle, però nel frattempo ha lasciato l'Europa e l'Europa si sta organizzando senza di noi. Il capolavoro di Giorgia Meloni è che ha isolato l'Italia e l'unico che non l'ha capito è Salvini, che continua a dire sono una grande opportunità. Persino Zaia gli ha detto guarda che i dazi sono un problema, ma con le aziende venete Salvini ci parla? Perché le aziende venete, le aziende del nord-est sanno bene che i dazi sono una mazzata tra capo e collo. Ha citato Zaia, ieri a Padova Calenda ha aperto praticamente una possibile alleanza con la Lega di Zaia, non quella di Salvini. Che ne pensa? La Lega è uno e quindi fanno il congresso domani. I problemi interni tra Zaia e Salvini se li vedano tra di loro, poi hanno problemi interni con la coalizione. Noi siamo dall'altra parte. È chiaro, dall'altra parte vogliamo rappresentare quello che è Alcide De Gasperi, che era un gigante rispetto ai nani di oggi, chiamava il centro che guarda a sinistra. Ultima cosa, sul terzo mandato che ne pensa? Qui sono interessati Zaia e tra un po' anche probabilmente il governatore del Friuli Federica. Diciamo che quello più interessato di tutti, a occhio mi pare il governatore De Luca, visto che ne parla con la consueta timidezza e sobrietà. Vedremo il 9 aprile cosa dice la Corte Costituzionale.